Primo appuntamento quest'oggi con Franco Bonfante, consigliere regionale PD, nonché vicepresidente del Consiglio regionale. Oggi focalizziamo l'attenzione sul piano regionale dei rifiuti. Cosa occorre fare in questo momento, soprattutto per la nostra provincia? Beh, il piano regionale dei rifiuti è stato adottato dalla Giunta regionale qualche mese fa, adesso sono decorsi i termini per le osservazioni, sono arrivate giustamente centinaia e centinaia di osservazioni da parte dei comuni, dei semplici cittadini, di associazioni, di imprese, e quindi adesso la Commissione regionale competente e il Consiglio regionale inizieranno prossimamente ad esaminarlo. È un piano regionale che è molto importante per Verona, è focalizzato soprattutto su Cadelbue, quindi la volontà della Giunta regionale, ovviamente in accordo con il Comune di Verona, è quella di far partire l'inceneritore di Cadelbue, sui quali noi siamo assolutamente contrari. Contrari perché? Perché ci sono già 3 inceneritori nel Veneto, molto importanti, Padova che ha più linee, Venezia con l'inceneritore di Fusina e a Schio. Questi 3 inceneritori oggi sono sovradotati, cioè anche a seguito della crisi economica i rifiuti, sia quelli di carattere civile e urbano, sia di quelli di carattere industriale, sono molto meno di quello che servirebbero per far funzionare a pieno regime questi inceneritori, che quindi devono già pensare a importare rifiuti da fuori. Se noi apriamo anche Cadelbue è ovvio che quasi tutti i rifiuti arriverebbero da fuori, prima osservazione. E c'è un'altra cosa da dire, i rifiuti industriali non si possono bloccare, cioè non si può decidere che i rifiuti dell'estero o i rifiuti della Campania non possono arrivare nell'inceneritore, perché i rifiuti industriali, con sentenza di tanti anni fa della Corte Costituzionale, sono considerati merce e come tale non possono essere bloccati, a differenza dei rifiuti urbani. Quindi le parole che ti dicono ma faremo arrivare solo i rifiuti di Verona, di Vicenza, sono tutte balle, diciamoci la verità, sono balle colossali. Quindi non ci sarà una difficoltà di controllo, l'impresa che ha vinto l'appalto è un'impresa privata e giustamente l'impresa privata penserà al proprio utile, al proprio tornaconto, anche perché dovrà ritornare di tutti gli investimenti fatti e dovrà guadagnarci, come è giusto che sia. Quindi non ci saranno i controlli che ci dovranno essere, non ci sarà soprattutto sulle provenienze, non ci sarà economicità come dovrebbe essere, quindi è a rischio di impresa. Quindi è un errore sul piano economico, è un errore sul piano della prospettiva. Dovremo depotenziare la raccolta differenziata, mentre noi vorremmo arrivare a una raccolta differenziata, ed è possibilissimo perché lo si fa in tante parti del Veneto, arrivare nel giro di poco tempo, di qualche anno, all'80% di raccolta differenziata, in qualche comune della provincia si può arrivare anche al 90%, nella città ovviamente è un po' più difficile, si può arrivare al 70%, però questo è possibile. Quindi questo piano regionale dei rifiuti è un piano regionale sbagliato, puntato tutto su Cadelbue. Poi ci sono le discariche, si vogliono fare discariche di amianto e guarda caso vogliono fare nella pianura veronese. Avevano previsto una discarica a Roverchiara, quel pericolo non è ancora stato superato. Si vuole riaprire una discarica a Lugagnano di Sona, il 23 ottobre c'è la commissione VIA e già hanno deciso di riaprire una discarica che era stata sequestrata alla magistratura per violazioni, gravi violazioni del diritto e della legge, e si vuole riaprirla con la stessa società e con lo stesso materiale per il quale era stata sequestrata la discarica. C'è stata un'assemblea recente a Lugagnano di Sona, tutta la gente è contraria, non si capisce per quale motivo noi dovremmo cadere ancora nel medesimo errore. Ha parlato di cittadini, quali sono le voci che state raccogliendo nella nostra provincia? Ma la gente non vuole, non si fida più, non vuole discariche vicine a casa, se ne ha già qualcuno e non vuole che siano ampliate, non vuole che siano portati prodotti di un certo tipo, una volta si chiamavano tossico-nocivo, oggi si chiamano non pericolosi, ma in realtà tossico-nocivi lo sono, i rifiuti che contengono per esempio metalli, e la gente ha capito che c'è il rischio di inquinamento delle falde, molta parte della nostra provincia ha la ricarica delle falde e proprio lì vengono fatte le discariche. Si pensi a Valeggio dove vogliono fare una discarica di rifiuti con la scusa è sempre quella, poiché ci sono discariche vecchie da bonificare, anziché far pagare a chi è inquinato, cosa fanno? Danno a chi è inquinato la possibilità di ampliare la discarica perché con l'utile dovrebbero bonificare quelle precedenti.
E con questa scusa qua continuiamo a fare discariche nuove anche dove non servono. Allora noi siamo perché si facciano le discariche dove servono, spero sempre meno, siamo però perché si aumenti la raccolta differenziata e di inceneritori nel Veneto ce ne sono già 3 che funzionano alla grande e che quindi hanno bisogno di rifiuti e sono sovradotati. Questo che noi diciamo è talmente lapalissiano che ci sembra impossibile che non si capisca, eppure non si capisce perché gli intrecci politica-affari sono molto forti. Grazie a Franco Bonfante, ci ritroveremo presto per parlare di altri argomenti strettamente legati al nostro territorio. Grazie a voi.